È un buon segnale, sono arrivate ben 7 offerte. Adesso Veneto Strade costituirà la commissione per l'esame delle offerte e quindi si procede speditamente con la procedura per arrivare all'avvio dei lavori. 7 le offerte presentate entro i termini di scadenza del bando di gara per la progettazione e realizzazione del secondo stralcio del Terraglio Est. Dunque, ulteriore passo verso il completamento dell'opera, il cui primo tratto era stato inaugurato nel 2017, ma rimasta finora incompiuta visto che mancava la copertura economica. È un appalto integrato, quindi è stato messo a gara il progetto definitivo. La ditta, una volta individuata, calcolo che l'aggiudicazione insomma ci sarà entro la fine dell'anno, avrà 6 mesi di tempo per redigere il progetto esecutivo e poi a seguire ci sarà l'inizio dei lavori. Poco più di 3 chilometri di strada che collegherà il casello autostradale di Preganziol sulla A4 e la tangenziale di Treviso fino al casello di Silea lungo la A27, intercettando il traffico pesante proveniente dalle aree industriali di Dosson e Casier, oltre a quello transitante nell'area dei comuni a sud di Treviso. Il cantiere prenderà il via nell'estate 2025 e resterà aperto per 370 giorni. Confido che l'inaugurazione potrà essere l'estate del 2026.